Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A Trapani il ricordo dei migranti morti in mare. L'arcivescovo di Palermo Lorefice in una lettera parla di scelte politiche disumane. A Niscemi ANAS ed Esercito al lavoro per garantire collegamenti sicuri, nuove strade ed evitare che il paese resti isolato dalla frana. Tu sei la persona che mi ispira, ti amo papà, figlio minorenne di un boss inneggia sui social al padre e alla mafia. Crisi idrica a Canicattì, residenti esasperati da turni di erogazione sempre più lunghi, chiedono trasparenza sulla gestione del servizio. Calcio in Serie C, il Catania batte il Giuliano 1-0 e resta in scia al Benevento, la gara con i campani decisa da una rete di D'Ausilio. Toscano dice ci abbiamo messo il cuore. Ancora Serie C, la doppietta di Sabatani affonda il Siracusa al Sorrento, basta un tempo per domare i Leoni che rimangono penultimi in classifica. Palermo inarrestabile, batte il Sudtirolo e punta dritto alla promozione in Serie A. Mentre il mare di Trapani consegna altri corpi di migranti, l'ultimo a Petrosino 2 giorni fa, al porto ieri una preghiera per ricordare tutti coloro che sono morti in mare nei giorni del ciclone Harry. Sentiamo Laura Spanò. Oggi il mare antistante alla costa trapanese è un tappeto di fiori e non un luogo di morte. Al mare sono stati affidati dei fiori per accarezzare con dolcezza chi vi giace, per accogliere con compassione e rispetto chi arriverà sulle nostre coste senza più vita. Lo stesso mare che giorno dopo giorno sta riconsegnando i corpi senza vita di uomini e donne morti tra il 14 e il 21 gennaio scorso per il maltempo mentre tentavano di raggiungere la Sicilia. Persone che non devono essere dimenticate, familiari e gli amici di molte delle vittime chiedono di pregare, di restituire loro dignità, di far risuonare il loro grido. È stato diffuso giorni fa l'audio di Aisha, nigeriana, che ha perso 3 sorelle nella strage che c'è stata in mare nel mese di gennaio. Un grido d'aiuto raccolto da Don Mattia Ferrari e Luca Casarini, rispettivamente cappellano e capomissione di Mediterranea, che assieme a un rappresentante del Movimento Popolare dei Migranti con la barca del soccorso civile Safira in servizio con Mediterranea Saving si sono recati in mare per commemorare le vittime. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di chiese di tutta Italia, vescovi, parroci, comunità. Alla preghiera si sono uniti i vescovi di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, con una supplica a Dio affinché i giovani e le giovani travolte dalle onde siano nelle sue mani. L'arcivescovo di Palermo Lorefice parla invece di scelte politiche disumane sui diritti umani, chiedendo di non dimenticare chi ha perso la vita in mare. Per la cronaca, un uomo è stato fermato ieri sera a Giardini Naxos in provincia di Messina con l'accusa di aver tentato di uccidere l'ex convivente, una giovane donna. L'allarme al 112 è stato lanciato a Giardini Naxos da un'amica della donna che denunciava che era stata vittima di un brutale pestaggio. Subito i militari hanno raggiunto l'abitazione insieme ai sanitari del 118. La donna è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni. Poche ore dopo la procura ha disposto il fermo dell'uomo, un uomo di 45 anni per tentato femminicidio. ANAS ed Esercito al lavoro a Niscemi per garantire i collegamenti sicuri, già avviati i lavori sul bypass della strada provinciale 11 che collegherà questa arteria alla provinciale 31. Intanto arrivano i primi contributi agli sfollati. Gerri Italia. Parte dal bypass sulla provinciale 11 la corsa contro il tempo per garantire un collegamento sicuro con Niscemi. L'ANAS sta lavorando a uno studio di fattibilità per nuove strade lontane dal fronte della frana, ma nel frattempo la SP11 resta l'unica via d'accesso al paese dal Nisseno. È stata riasfaltata, ma rimane sorvegliata speciale. 2 semafori intelligenti collegati a un sistema GPS segnalano in tempo reale eventuali movimenti dell'asfalto. Le provinciali 10 e 12 invece sono compromesse in modo irreversibile. I tecnici del tavolo permanente sulla viabilità parlano chiaro, non potranno
potranno mai più essere utilizzate, da qui la scelta di avviare i lavori del bypass che collegherà la SP11 alla SP31 per superare il tratto più esposto in caso di nuove emergenze. L'intervento è stato affidato al Genio Militare. 3 mesi di lavori con turni H24 serviranno invece per rendere nuovamente percorribili le provinciali 32 e 35. Oggi sono poco più che trazzere fangose per 15 km. L'ANAS ha già effettuato i carotaggi, il primo passo verso la messa in sicurezza. Sul fronte sociale arrivano i primi segnali concreti. Da lunedì saranno liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno per le famiglie sfollate della zona rossa. Le somme, trasferite dalla Protezione Civile regionale al Comune, rappresentano i primi veri ristori economici, ma centinaia di abitazioni restano ancora inaccessibili. E intanto cresce la mobilitazione. Mercoledì 25, a un mese dalla frana, fiaccolata organizzata dal Comitato Evento Franoso. In piazza cittadini, esercenti e comitati. Si chiederanno risarcimenti immediati, soluzioni sostenibili e una ridefinizione dei confini della zona rossa. Il corteo partirà alle 18 da Largo Giugno, attraverserà la SP12 e si concluderà al santuario di Maria Santissima del Bosco. Un segnale chiaro: Niscemi vuole risposte e le vuole subito. Incidente mortale questa mattina lungo l'asse dei servizi di Catania, all'altezza di un distributore di benzina. Il conducente dell'auto, un 57enne originario di Via Grande che viaggiava in direzione del capoluogo etneo, dopo aver avuto un malore ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un camion per poi schiantarsi sul guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e la polizia municipale. Una Ferrari si è schiantata contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela nella notte. I 2 giovani che erano a bordo della vettura hanno riportato varie ferite. L'auto ha completamente divelto il parapetto. I 2 sono stati portati all'ospedale Vittorio Emanuele, non sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nello stesso punto del lungomare nel quale martedì scorso aveva perso la vita un 29enne. Il figlio di un boss posta una scena del film Il Padrino e subito allarme sociale su una mafia che torna a diventare modello per le nuove generazioni. Maglio Viola. Il fascino di Cosa Nostra torna prepotente nelle nuove generazioni, un allarme che cresce nella società siciliana e che adesso viene rilanciato da un evento social che crea ulteriore allarme. Protagonista il figlio minorenne di un boss di rilievo ed un post social che il ragazzo ha pubblicato negli ultimi giorni. Si tratta di un frame tratto dallo storico film di Francis Ford Coppola Il Padrino, un'immagine di Marlon Brando, Don Vito Corleone nel film, con Al Pacino, il figlio del boss Michael, sempre nel film. Un'immagine accompagnata da una frase che appare come un messaggio. Ho visto mio padre soffrire ma non l'ho visto mai mollare. Tu sei la persona che mi ispira. Ti amo papà. E poi un altro paragone chiaro, una fotografia propria con il padre. Un messaggio che inneggia al fascino di Cosa Nostra. Basti pensare che nella scena precede la storia di Michael Corleone che diventerà lui stesso un boss succedendo al padre Don Vito. Per gli inquirenti e gli studiosi di fenomeni sociali è solo un passaggio di una grande strategia di Cosa Nostra che dopo aver archiviato la stagione delle stragi torna a proporsi come stato alternativo, come ordine sociale, modello a cui ispirarsi, con i boss come potenti di quartiere a cui rivolgersi. Sullo sfondo il difficile tema delle famiglie di mafia, con la legge liberi di scegliere che ha introdotto un sistema che può togliere i figli ai boss, un sistema controverso anche all'interno della stessa magistratura. Si apre un nuovo capitolo giudiziario nell'indagine sui finanziamenti regionali destinati ad eventi nel territorio nisseno. La Procura ha impugnato davanti alla Cassazione il provvedimento che aveva disposto il dissequestro delle somme al centro dell'inchiesta. Il servizio di Rita Cinardi. Nuovo passaggio nell'inchiesta sui fondi regionali per gli spettacoli nel Nisseno. La Procura di Caltanissetta ha presentato ricorso in Cassazione contro il dissequestro delle somme di denaro nell'indagine che ha portato ai domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. La Suprema Corte avrà ora 30 giorni per decidere se confermare o meno la decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo disposto anche nei confronti degli altri indagati. Secondo gli investigatori, tra gennaio e maggio 2025 si sarebbero verificati 3 passaggi di denaro con consegne da Tricoli a Mancuso per un totale di 12.000 euro. Nel primo episodio si parla di 5 marche, espressione che per gli inquirenti indicherebbe 5.000 euro in contanti reperiti anche tramite un tabaccaio e seguiti da un incontro in un bar. Gli altri scambi sarebbero avvenuti in zone appartate tra l'area dell'ASP e un'area di servizio. Per l'accusa, quei 12.000 euro sarebbero stati il corrispettivo per favorire l'associazione Gente
ente emergente che ha ottenuto 98.000 euro di contributi regionali per eventi di intrattenimento. I magistrati ritengono non credibili le versioni fornite dagli indagati. Ora la parola passa alla Cassazione. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Canicattì torna in piazza per l'acqua dopo le proteste per i turni idrici sempre più lunghi. Parte una raccolta di firme per chiedere trasparenza nella gestione del servizio. Davide Sardo. Canicattì scende ancora una volta in piazza per l'acqua. Dopo settimane di proteste per gli astenuanti turni idrici, nasce il comitato Azione Civica e parte una petizione popolare per chiedere l'accesso agli atti e la verifica dei bilanci di AICA, l'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia. Tantissimi cittadini si sono messi in fila al banchetto allestito nei pressi della villa comunale, una partecipazione compatta, trasversale che punta alla trasparenza. Chi non è allacciato alla rete idrica ed ha la rete idrica, diciamo così, a portata di acqua, a portata di mano, deve fare il contratto. Lo dico di nuovo, deve fare il contratto. Quando però poi AICA, a fronte di questo contratto che è stato stipulato, non fornirà l'acqua e quindi si renderà inadempiente, faremo le azioni civili per quelle che sono previste dalle nostre norme. Il comitato chiede chiarezza sulla gestione del servizio idrico e sui criteri di distribuzione dell'acqua. L'obiettivo è ottenere documenti ufficiali e risposte concrete. L'ARERA ha parlato chiaro, voi ci dovete dare almeno 50-150 litri pro capite al giorno. Se questo non accade, questo non è un servizio, io non ho nessun obbligo a contrarre con AICA e AICA mi deve assicurare l'approvvigionamento idrico, altrimenti entrano altri diritti costituzionali. Una protesta civile ma determinata che potrebbe essere solo l'inizio di un movimento più ampio. A Canicattì il tema acqua resta una priorità e la tensione intanto non si placa. E la raccolta ha avuto successo, sono state oltre 2.000 le adesioni, adesso parte la strada per la class action contro AICA. Torniamo a Catania dove non c'è pace per la pista ciclabile di via Santo Sofia, ci racconta tutto Tonino De Mana. È una pista ciclabile senza pace, con il tracciato spostato per la presenza di un balcone, senza mai aver visto un temerario ciclista ed ora pure sventrata per lavori di scavo. Succede a Catania, dove per un motivo o per un altro la mobilità sostenibile si trasforma in insostenibile. Al posto del blu, che delimita il percorso riservato alle due ruote, prevale ora l'arancione del reticolato per un improvviso cantiere aperto per sostituire un cavo Enel ammalorato. Questo almeno il gergo tecnico dei lavori autorizzati dall'UTU, che ha chiesto rassicurazioni sul ripristino dello stato dei luoghi. Su modalità e tempi si vedrà, ma non c'è fretta, tanto da queste parti non si vede un ciclista. Non è percorsa da nessuno studente, da nessun catanese, non si vede mai un ciclista. La pista ciclabile non è mai servita a nessuno. Io per andare a casa mia qui non posso andare, devo fare il giro dalla via Santa Sofia con la fila sempre. E la pista ciclabile. Ma ha mai visto un ciclista? No, mai. Realizzata per collegare l'università con la metropolitana Cibali, questa pista ciclabile si è subito rivelata un flop. E che dire del palo pendente che incombe sulla curva, dell'immancabile tombino messo in sicurezza, si fa per dire, con alcune tavole di legno, dei sacchetti di spazzatura in bella mostra sui marciapiedi, a sua volta invasi dalle erbacce. In pochi minuti abbiamo visto di tutto e tutto, tranne i ciclisti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo con la pagina sportiva, con il Catania che ha vinto con fatica, Siracusa ha battuto, mentre il Palermo è lanciatissimo. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania vince con fatica col Giuliano, male il primo tempo, molto meglio la ripresa. Marco Carli. Il Catania viene a capo della pratica Giuliano dopo una partita scorbutica, soprattutto nel primo tempo. 13ª vittoria al Massimino, con la porta nuovamente inviolata e i subentrati nella ripresa ancora protagonisti. Dopo un buon approccio etneo, i primi veri pericoli li crea il Giuliano. De Rosa da fuori area costringe Dini all'intervento. Sulla ribattuta si avventa Peluso che manda al lato. Poi palla filtrante per l'ex Zammarini che da ottima posizione manda fuori. Nel primo tempo il Catania patisce il 4-5-1 in fase di non possesso dei campani che si ritrovano in superiorità numerica
numerica a centrocampo. A inizio ripresa Toscano inserisce D'Ausilio per Quaini, ammonito. Jimenez allarga per Casasola sul cross dell'esterno, D'Ausilio in rovesciata, manda di pochissimo a lato. I rossazzurri sono più convinti e trovano il vantaggio costruito dai nuovi entrati. Bruzzaniti, che aveva rilevato Lunetta, va al cross. Forte, entrato al posto di Dolfini, controlla e ribadisce in mezzo, dove sbuca l'imprendibile D'Ausilio, che tocca in rete per l'1-0. Dopo il vantaggio si ferma Forte, che deve lasciare il campo a Di Noia. Catania in controllo, ma il brivido arriva all'ultimo minuto di recupero. Un tiro cross finisce sui piedi di Marchisano, che da posizione favorevolissima sbaglia completamente la conclusione. Pericolo scampato e triplice fischio finale. Il Catania fa il suo prima della sfida di Salerno, con i campani che ci arrivano dopo la sconfitta interna con il Monopoli. Vince invece il Benevento. Il Catania resta a -5, adesso si gioca tutto negli sconti diretti, prima all'Arechi e 4 giorni dopo al Vigorito. Soddisfatto l'allenatore toscano, ascoltiamolo. Sì, sapevamo che poteva essere una partita difficile, 4 partite in 10 giorni non è facile, non abbiamo fatto una delle migliori partite in casa, però ci abbiamo messo il cuore, l'abbiamo voluta vincere, l'abbiamo voluta portare a casa, giocare dopo 10 partite, in 10 giorni 4 partite e non avere dei ricambi al 100%, soprattutto nella parte nevralgica del campo dove abbiamo sofferto. Il primo tempo, quando perdavamo la palla, arrivavamo in ritardo nella riconquista immediata e loro ti giocavano a campo aperto e ci hanno fatto correre parecchio, però la squadra è rimasta sempre concentrata, voleva fortemente questa vittoria. Devo fare i complimenti a Giuliano, che è venuto a giocarsi una partita a viso aperto, e noi siamo stati bravi a portare a casa una partita, ripeto, 4 partite in 10 giorni non è facile. Noi dobbiamo pensare a noi, partita dopo partita. Intanto ci stacchiamo un attimo, ho dato 2 giorni di riposo ai ragazzi perché hanno bisogno di stare con le famiglie, di staccare col cervello e di arrivare martedì sera con la testa giusta, perché di allenamenti e di partite ne abbiamo fatte tante, c'è bisogno di allenarsi, c'è bisogno di prepararla bene dal punto di vista mentale, tattico e di fare una grande prestazione. La doppietta di Sabatani affonda il Siracusa, al Sorrento basta un tempo per domare i Leoni, che rimangono penultimi in classifica. Sentiamo Marco Petrolito. Notte fonda per il Siracusa, che il Viviani di Potenza cade ancora ed è sempre più in crisi. Finisce 2-0 per il Sorrento al termine di una gara che ha visto gli azzurri soffrire e pagare a caro prezzo una serie di disattenzioni imperdonabili sia davanti ma soprattutto nel reparto arretrato. La squadra campana costruisce il successo nella prima frazione, colpendo con cinismo e sfruttando al meglio le occasioni create. Dopo un avvio equilibrato con una punizione di Contini che sfiora l'incrocio, il match si sblocca al 25esimo. Palla persa nella mediana degli azzurri, Portanova serve Paglino sulla destra, cross preciso in mezzo e colpo di testa vincente di Sabatani che batte Farroni. Azzurri che provano a reagire dopo la mezz'ora con un sinistro di Frisenna parato da Del Sorbo, ma subito dopo incassano il gol del raddoppio campano. Un'indecisione sul rilancio del portiere del Sorrento favorisce ancora Sabatani, che vince un rimpallo con Capomaggio, si invola verso la porta e supera Farroni per il 2-0. Il Siracusa fatica a riorganizzarsi, anche se in avvio di ripresa e Simonetta, appena entrato, a sfiorare il palo. La squadra di casa però controlla con ordine e si rende pericolosa sempre con lo scatenato Sabatani, che al 63esimo sfiora anche la tripletta personale. Ospiti che non demordono, provandoci nuovamente al 75esimo ancora con Simonetta che impegna Del Sorbo, ma è troppo poco. La sconfitta pesa tantissimo e lascia gli Aredusei al penultimo posto in classifica ed in una situazione sempre più disperata. Ora l'attenzione si sposta sulle vicende extracampo, con tanti dubbi sul futuro societario e la penalizzazione in arrivo tra pochi giorni per uno scenario decisamente incerto e tutto da decifrare. E adesso il Palermo, che continua a vincere e a fare bene, ha inanellato il 14esimo risultato utile consecutivo. Marco Gullà. Il Palermo vince nettamente 3-0 contro il Südtirol, mette dentro l'8ª vittoria consecutiva in casa e il 14esimo risultato utile di fila. Monza e Venezia rispondono alla vittoria dei rosanero, che però accorciano sul secondo posto, adesso in mano proprio al Monza e distante 3 punti. La strada che il Palermo ha imboccato è quella che porta dritto in Serie A, vincere e convincere, un mix che la squadra di Inzaghi ha ormai nel suo bagaglio. Anche ieri al Barbera è andata così, dopo alcuni minuti di equilibrio il rigore segnato da Poyampalo
ha indirizzato il match verso le bandiere rosanero, poi il raddoppio di Leduaron, il jolly che nonostante la concorrenza riesce sempre a gratificare Inzaghi. E poi il tris di Ceccaroni che con qualche giorno di ritardo si è travestito da attaccante di razza. Il Palermo continua a non subire gol per la seconda gara consecutiva e inoltre segna 3 gol da 5 partite di fila, 15 reti in 450 minuti. Sono contento, è una bella giornata, mi auguro che questo record che insomma in A e B non ha mai fatto nessuno nella storia del Palermo convinca sempre di più i miei ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante, che sono forti e che le loro prestazioni devono diventare la normalità, fare questi risultati. A centrocampo il Palermo adesso un nuovo Ranocchia, intraprendente costruttore di gioco. In difesa il punto di forza si chiama invece Ceccaroni. È stata una partita tosta come tante in Serie B, il Südtirol è sicuramente un avversario temibile che lotta su ogni pallone, siamo stati bravi nei momenti decisivi a essere precisi e puntuali e a fare il nostro dovere, a difendere la squadra e attaccare nella maniera giusta. Rosanero domenica all'Adriatico contro il Pescara. E prima di chiudere una notizia appena battuta dalle agenzie che ci fa tanto piacere. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi, lo si apprende da ambienti politici locali. Il Capo dello Stato aveva già in programma di partecipare oggi pomeriggio a Palermo ad una iniziativa, evidentemente ha deciso di fare questa deviazione nei luoghi colpiti dalla frana. Ed è tutto, naturalmente lo seguiremo e lo troverete nelle prossime edizioni. Noi ci fermiamo, grazie a tutti, una buona giornata.